nome di Stusero, perché è una questione che non tiene ancora me da servizio di questa azienda, questo è un peccato. Quindi voglio ringraziare tutto il gusto che disimpegno su Stusero, questo è un momento di importanza a manna con Salimba sarda e quindi sposa cultura sarda. Commente di sicuro zai qualcuno in da due sacro so ischidi, sa questione, sa dibatta sua che Salimba sarda già comunicava da una rete anni, so finse del anni 70, quando politico e professore hanno cominciato a risuonare a sua disimportanza a chi Salimba sarda tenere possa popolazione, se o suo popolo, questo è un elemento di importanza manna dell'identità di cosa nostra. E Sara può dare dell'invasata, un Stusero in vita nostra, tenere un'importanza manna perché Bonacca ottiene un'storia importante e tenere un documento mega importante che esiste scritto proprio in lingua sarda, che adesso è su contare. E Sara, Stusero, a pustisi del 2 anni, chi in vita, grazie come Maurizio Susindio, e ho cominciato a ragionare, a sbagliare a sua di questa sistema, se passo importante a satoppare tutti in parisi e a ragionare a sua di questa sistema. E quando fare, devo lascio sapere la sua relatore, in primo a Torrecupeggio, che magari conoscete, che è il deserto, che è la canta, e chi tribaglia in Sisportello di Salimba sarda della provincia di Oristanici, e chi Stusero ad a fare questa relazione cosa sua e sa da finza sa pigliare incarico di coordinare il suo striballo di Stusero. Cristiano Becciu, chi tribaglia da San Regione, è un operatore di sportello, professor Francesco Carboni, che è professore all'Università di Castello, docente di storia moderna, e ancora Alessandro Soldu, che è professore all'Università di Sassari. Devo lascio sapere all'Alsoso e ringrazio ancora questi anni di studio del nostro museo. Grazie.